È una novità importante quella che avrà luogo sabato 13 dicembre, quando comprando un prodotto alimentare preconfezionato potremo leggere un'etichetta nuova in cui ci sono anche informazioni, oltre che per i valori nutrizionali, anche per eventuali sostanze che possono produrre allergie. Questo obbligo introdotto dal regolamento 1169 è ampiamente positivo. Resta qualche problema rilevante, non solo dal punto di vista economico, ma anche della comunicazione ai consumatori, per tutti quei luoghi dove non ci sono prodotti già confezionati o preincartati, come per esempio nei casi di bar, ristoranti, take away, le pizzerie dove si porta via qualcosa da mangiare. Ecco, in tutti questi luoghi sarebbe preferibile una comunicazione orale fornita dagli esercenti su richiesta dei consumatori. Questa è una possibilità offerta dal regolamento, altri stati già hanno provveduto, il nostro è ancora in ritardo. Dopo 3 anni, il regolamento del 2011, non si è provveduto a ipotizzare questa possibilità per i commercianti. Per questo sosteniamo la campagna di Confcommercio Veneto, che chiede al governo di predisporre con la massima urgenza un decreto legge che contempli la possibilità anche dell'informazione orale, che indubbiamente a questo punto diventa più efficace e preferibile anche per i consumatori.